È passato un anno dall'insediamento del sindaco di Capua a Chiavari, in corso lavori di manutenzione e messa in sicurezza. La minoranza però critica, la città è ferma. Stasera Consiglio Comunale. Nella formazione di un figlio i genitori sono collaboratori di Dio, così il Papa all'Angelus nella festa della Natività di Giovanni Battista. Poi l'esortazione: bisogna imparare a fidarsi del Signore. San Giovanni Battista ci richiama all'essenziale della fede. La festa della Natività è stata celebrata a Levi richiamando il ruolo del santo che accompagna all'incontro col Signore. La Fiumana Bella, Dante e la vita di tutti i giorni nello spettacolo di Maurizio Lastrico. Applausi e risate sul lungo Entella a Chiavari con l'attore genovese. Ancora una vittoria per il Gozzo di San Michele di Pagana nella seconda giornata di gare del Palio Remiero del Tigullio. A Rapallo battuto al fotofinish l'Armo di Portofino. Buongiorno ai telespettatori delle TG13. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. È trascorso un anno infatti dall'insediamento a Chiavari del sindaco Marco Di Capua. L'anniversario coincide con il Consiglio Comunale di fine giugno. L'Assemblea si riunirà questa sera alle 19. Diverse le pratiche all'ordine del giorno, tra cui un paio di variazioni al bilancio. La minoranza chiederà lumi sulla polizia ferroviaria, sulla raccolta differenziata e la gestione della Fondazione Torriglia. Ma com'è la situazione a Chiavari? Facciamo il punto nel servizio. Per il sindaco di Capua è stato un anno di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza. Intanto la viabilità, si stanno asfaltando alcune vie, domani ripartirà l'intervento in Viale Tappani e si stanno completando i lavori di pulizia delle condotte in Via del Pino e Corso Millo. In totale, spiega il primo cittadino, sono stati eliminati 200 tonnellate di materiale. Presto si passerà anche in piazza Rupinaro. A breve i cantieri apriranno anche in Via Prandina per migliorare la regolamentazione del traffico. Verrà istituita una rotatoria e verranno anche realizzati dei marciapiedi allargati e allungati per la messa in sicurezza dell'uscita dei bambini dalle scuole solari. L'intervento complessivo a base d'asta di 220.000 euro è in corso il bando di gara presso l'ufficio contratti, l'ufficio legale del Comune di Chiavari. In fase di studio, aggiunge Di Capua, i lavori al campo sportivo A11 in Colmata. Abbiamo stanziato 500.000 euro, la gara è ancora in corso, è stata fatta una prima apertura delle buste, c'è stato un ribasso del 17% che dovrebbe essere la ditta che vincerà i lavori, però le procedure sono ancora in corso. Ci sono anche i lavori di risanamento di Palazzo Rocca, a vincere la gara una società di Mestre che si occuperà del rifacimento della copertura e del prospetto nord dello storico edificio. 998.000 euro le ha messi il Comune, 250.000 euro le ha messi il Ministero, la Soprintendenza e il Ministero dei Beni Culturali. A breve partiranno, presumo, anche i lavori. La direzione spetta alla Soprintendenza, all'architetto Pastor insieme all'architetto Luciano Maggi. L'opposizione critica però questo primo anno di Capua. Per l'ex sindaco Levaggi la giunta fa le piccole cose ma non riesce in quelle grandi. C'è immobilismo, spiega, la gran parte dei lavori sono pratiche ereditate, per il resto non sembrano esserci nuove idee. Dello stesso avviso Cama del PD che dice ok, lavori di manutenzione, ma manca un'idea complessiva e condivisa della città. Ad oggi, spiega, mancano i grandi progetti e cita depuratore, PUC, gestione delle piazze e dei parcheggi e così via. Ieri giornata di voto per le città e i comuni al ballottaggio, si è votato anche in Liguria per il capoluogo Imperia e l'ex ministro Claudio Scajola è il nuovo sindaco di Imperia. Ha superato Luca Lanteri, candidato del cosiddetto modello Toti, quello che tiene unito il centrodestra per Toti. Leggiamo sul sito dell'ANSA Liguria, è la prima sconfitta in un capoluogo di provincia da quando nel maggio del 2015 è divenuto governatore. Scajola ha ottenuto 8.136 voti, il 52,05%. Al primo turno con il 35,28 ne aveva avuti 7.397. Lanteri ha invece ottenuto 7.494 voti, il 47,95% e ne aveva avuti 6.012 con il 28,67% al primo turno. Ho vinto da solo contro il resto del mondo, da una parte c'ero io con il mio progetto civico basato sul concetto di comunità e sulla soluzione dei problemi della gente, dall'altra centrosinistra, centrodestra e grillini, e questo il commento del neo sindaco di Imperia Scajola, che era già stato primo cittadino dal 1980 all'82 e dal 1990 al 1995. Voltiamo pagina, il Papa adesso, i genitori sono collaboratori di Dio nella formazione di un figlio. Così Francesco all'Angelus nella festa della Natività di San Giovanni Battista. Francesco ha riflettuto sulla vita e ha parlato degli stati d'animo della fede. Vediamo la sintesi.
In ogni persona umana c'è l'impronta di Dio, sorgente della vita. Lo ricorda il Papa all'Angelus nella domenica in cui si celebra la festa della Natività di Giovanni Battista. Proprio ripercorrendo gli eventi legati al concepimento e alla nascita del santo, Francesco riflette sul senso della vita e della fede, osservando come nella generazione di un figlio i genitori agiscono come collaboratori di Dio. Una missione sublime che fa di ogni famiglia un santuario della vita. Ogni nascita di un figlio risveglia gioia, stupore e gratitudine. Come è stato ai tempi della nascita di Giovanni Battista, un evento che illuminò la vita dei suoi genitori, Elisabetta e Zaccaria, e quella di molte altre persone a loro vicine. Domandiamoci, ognuno di noi, in un esame di coscienza, com'è la mia fede? È gioiosa? È aperta alle sorprese di Dio, perché Dio è il Dio delle sorprese? Ho saggiato nell'anima quel senso dello stupore che fa la presenza di Dio? E il senso di gratitudine. Pensiamo a queste parole che sono stati di anima della fede. Gioia, senso di stupore, senso di sorpresa e gratitudine. Elisabetta e Zaccaria, ricorda il Papa, sono genitori anziani. Di fronte all'annuncio della nascita di un figlio, Zaccaria rimane incredulo perché le leggi naturali non lo consentivano. Così il Signore lo rende muto per tutto il tempo della gestazione. Un insegnamento, dice Francesco, che è forte ancora oggi. Dio non dipende dalle nostre logiche e dalle nostre limitate capacità umane. Bisogna imparare a fidarsi e a tacere di fronte al mistero di Dio e a contemplare in umiltà e silenzio la sua opera. La festa di San Giovanni Battista è celebrata con solennità in molte comunità parrocchiali della diocesi. A Levi il santo è patrono. I festeggiamenti religiosi ogni anno si rinnovano nella chiesa parrocchiale di San Rufino, dove si radunano fedeli di tutto il paese. Quest'anno erano presenti anche le telecamere di Telepace che hanno proposto la Santa Messa del mattino in diretta. Vediamo. Ricordare ogni anno con solennità la Natività di San Giovanni Battista per la comunità di San Rufino a Levi è un'occasione di gioia che richiama l'essenziale della fede. Lo ha ricordato il parroco Don Franco Brioni durante la celebrazione dell'Eucaristia domenicale. Giovanni Battista ha scelto di essere l'accompagnatore, cioè colui che introduce all'incontro col Signore. Noi tutti siamo stati introdotti alla fede da qualcun altro, siamo stati accompagnati a conoscere il mistero di Dio da altre persone, non siamo noi gli autori, quindi questo senso è ancora molto reale all'interno della Chiesa, anche se San Giovanni viene prima della Chiesa, quindi veramente una figura che segna uno spartiacque fondamentale nella storia della salvezza. La venerazione al santo è molto diffusa in tutto il paese, ne sono testimonianza le tante persone che portano il nome di Giovanni o Giovanna e che in questa ricorrenza festeggiano l'onomastico. Mi ricordo bambino, è il mio santo e l'abbiamo sempre fatto tutti gli anni, è bello. Tutti gli anni siamo qua a fare la nostra festa. Io sono uno di quelli famiglie che c'è sempre stata comunque. Ho sempre no capo se posso. Mi ricordo che c'era ancora la buonanima di Don Casella e adesso non mi ricordo più l'anno esatto, avevamo festeggiato il 250esimo della festa e aveva scelto 2 massari per quartiere, i quartieri sono 3, col nome di Giovanni, di Battista o di Giovanni Battista. Ma c'è anche chi, come Alessia ed Angelica Casaretto, ha scelto la data del 24 giugno per celebrare il proprio matrimonio. Sono stati 11 anni belli, devo dire che per noi ricordiamo sempre con grande gioia il giorno del nostro matrimonio, perché quel giorno abbiamo davvero sentito lo Spirito Santo scendere su di noi, nel senso che invitiamo le coppie a sposarsi, perché è un'unione sacra e c'è qualcosa di diverso, perché davvero lo Spirito Santo sigilla l'amore. Non siete più soli? No, abbiamo un bimbo che si chiama Yob, ha 5 anni e mezzo e arriva dall'Etiopia, lo abbiamo adottato 4 anni fa e è il coronamento del nostro sogno come coppia e come famiglia.
Nel giorno di San Giovanni Battista ha fatto il suo ingresso nelle comunità dell'Alta Val Graveglia Don Paolo Nicora. Lo ha accompagnato il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, che ha presieduto la celebrazione dell'Eucarestia nella chiesa di San Pietro di Zerli. Il vescovo ha spiegato ai fedeli le esigenze che hanno portato all'avvicendamento tra Don Paolo e Don Stefano Libini, che a malincuore ha lasciato la valle pur dando la propria disponibilità a diventare parroco di Nostra Signora del Ponte a Lavagna e San Lorenzo di Cogorno. Facendo riferimento alla figura di San Giovanni il Battista, Monsignor Tanasini ha sottolineato il ruolo di questo santo che ha preparato un popolo ben disposto all'incontro con Cristo. Al termine della celebrazione, Don Paolo ha rivolto un primo messaggio di saluto ai nuovi fedeli, un incontro al quale il sacerdote novello si è presentato disarmato, seguendo lo stile di Gesù, ovvero con atteggiamento semplice e disponibile verso tutti. Don Paolo Nicora diventa amministratore parrocchiale delle comunità di San Pietro di Zerli, San Lorenzo di Arzeno, Santa Maria e San Michele di Nascio, Sant'Apollinare di Reppia, San Bartolomeo di Statale. Mantiene l'incarico di aiuto pastorale nelle comunità della zona di San Salvatore di Cogorno, dove ha prestato servizio in questi anni come diacono. A questo momento di festa dedicheremo un servizio più completo nei telegiornali dei prossimi giorni. La diocesi ospiterà nei prossimi giorni padre Ibrahim al-Sabag, parroco di Aleppo. Dopo la visita in Siria ai primi di aprile di Don Beppe Colom e Don Stefano Corotto, questa volta sarà Rapallo ad accogliere il religioso. Padre Ibrahim parteciperà alla festa di San Pietro di Novella venerdì sera. Sabato mattina porterà il suo saluto al vescovo, mentre domenica 1 luglio celebrerà la Santa Messa delle 11 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Voltiamo pagina, si è svolta a Favale di Malvaro la 58esima edizione della Giornata degli Italiani all'estero. Durante la manifestazione è stato consegnato a Luciano Belloni, famoso ristoratore genovese, il premio Radici, assegnato ogni anno a partire dal 2003 a chi si è particolarmente distinto per aver tenuto ben saldo il rapporto con la propria terra di origine. La manifestazione è stata organizzata dalla Regione Liguria con il Comune di Favale di Malvaro e dall'Associazione Liguri nel Mondo. Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Ogni anno attraverso questa cerimonia viene rinnovato lo stretto legame tra la Liguria e chi per motivi diversi ha scelto o è stato costretto a emigrare ma non ha abdicato all'amore per la propria terra. Il commento di Giovanni Boitano, consigliere regionale in rappresentanza appunto della regione. Oggi abbiamo premiato Luciano Belloni perché ha avuto il merito di far conoscere in tutto il mondo i prodotti tipici della nostra cucina. Applausi e risate ieri sera nell'area del Parco Renzi a Chiavari per lo spettacolo di Maurizio Lastrico. L'attore genovese, la cui famiglia è originaria proprio del Tigullio, si è cimentato con la Divina Commedia di Dante, non mancando di utilizzarne lo stile per raccontare aneddoti presi dalla vita di tutti i giorni. Vediamo. E Chiaveri s'addima una fiumana bella ed è il suo nome lo titolo del mio sangue fa sua cima. Con il suo spettacolo non poteva non partire dalla nota terzina in cui Dante Alighieri racconta l'incontro con Papa Adriano V dei Fieschio nel 19° canto del Purgatorio. L'attore genovese Maurizio Lastrico, ma con lo stesso stile narrativo arcaico, ha raccontato aneddoti comici della vita di tutti i giorni, intrattenendo il numeroso pubblico presente e assieppato lungo l'Entella per una serata all'insegna del sommo poeta e del divertimento. Rincorsi la corriera con premura, quando ecco che mi chiama un panca bestia. Più di me avea gobba la postura, una birra della Lidl nella mano e fra denti varie specie di verdura, eccetera, eccetera. Nel mio intendimento c'è quello di fare un omaggio a Dante, i passaggi di Dante nelle nostre terre, collegarlo al mio lavoro sulla Divina Commedia più modesto e diciamo più goliardico, un omaggio anche al dialetto, all'uso del volgare, eccetera, e poi questa è la parte che ci metto io. Vediamo il pubblico, i chiavaresi. Qui c'è nata mia mamma, spero che mi trattino bene, insomma. Una serata scandita da molti applausi e risate, in cui non è mancata la musica, con Angelo Minoli e Andrea Volpani e la Camerata Musicale Ligure. Sul palco nel finale anche i sindaci di Nerone, Cogorno e Chiavari, che si sono esibiti sulle note di Ma se che penso. Sullo sfondo il placido scorrere dell'Entella, una presenza silenziosa che però non ha mancato di suscitare qualche preoccupazione prima dello spettacolo a Lastrico. Cos'hai dietro? La fiumana bella, perché lui lo chiamava Lavagna, però ho scoperto, però il fiume è Entella. Secondo te qua devo dire Entella o Lavagna per non far arrabbiare la gente? Entella, assolutamente. Allora, il fiume Entella, perché lì nella parafrasi mi ha scritto fiume Lavagna, avevo un po' paura, avevo. Allora è meglio chiederlo alle prof, forse. Oh, cazzo, qua siamo leggermente campanilisti, non tanto in questi posti qua, è vero, è vero.
Un lutto a Sestri Levante per la scomparsa di Mario Massucco, noto avvocato e cultore di storia locale. Il prossimo 1 luglio avrebbe compiuto 93 anni, lascia la moglie, il figlio Gianmarco, il genero Sergio e i nipoti e pronipoti. A loro vanno le condoglianze da parte di tutto lo staff di Telepace. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e i servizi di sport. Il Corriere della Sera titola Migranti, accordo in salita, Bruxelles discute il piano italiano, apertura di Merkel, Macron più freddo, l'Eliseo dice c'è chi gioca con la paura e Conte, chi sbarca da noi sbarca in Europa. L'opposizione contesta i dati manipolati nelle elezioni turche, la Turchia incorona Erdogan, mentre elezioni assolutamente regolari in Italia con i ballottaggi, bassa l'affluenza, imperia Scajola di nuovo sindaco, avanza il centrodestra e il PD giù anche in Toscana. E nelle pagine interne del Corriere della Sera altri 1000 in mare, intervengono i libici, Barcellona si offre e accusa l'Italia, la lifeline a Salvini, non trasportiamo carne. Siamo sul secolo XIX, migranti, l'Europa dei veti, nulla di fatto al vertice europeo, respingimenti, Conte frena il piano tedesco, i turchi invece affidano a Erdogan un potere senza limiti. Comunali, crollo del PD, imperia di Scajola, Totti si consola con Sarzana e lancia la svolta del centrodestra. San Michele vince la prova 2 del palio, Rapallo, l'armo di casa guida la classifica e guarda alle finali di Zoagli. E a Ventimiglia invece affari d'oro per i passeur, un viaggio in furgone vale 300 euro. A causa della stretta francese di Macron di cui sopra. Ma siamo nel Levante, business, matrimoni anche simbolici, a Lavagna lo propone in spiaggia un ristorante, Chiavari invece punta sulla palazzina del tè di Parco Rocca, a Santa Margherita il costo non frena Nubendi, a Sestri Levante prese d'assalto Baia Annunziata, la novità a Rapallo il rito in mongolfiera, inserito in Orgoglio Rapallo, fioccano le prenotazioni, Bagnasco dice per le nozze vere abbiamo naturalmente anche le ville. E ancora nel nostro territorio a Sestri Levante Giunta e Consiglio debuttano tra oggi e domani, si sceglie domani il presidente dell'Assemblea cittadina, mentre il ministro degli interni Salvini ieri era per un weekend a Recco, prima vacanza da vice premier e ministro, selfie, spesa al market, t-shirt goliardica appunto a Recco. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Un flash di cronaca. Nella notte i carabinieri di Chiavari hanno denunciato uno straniero di 25 anni residente a Lavagna che dopo una lite scaturita per futili motivi ha aggredito un connazionale, un 23enne di Borzonasca, sferrandogli un pugno al volto e provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. È tutto, a te Andrea. Siamo così allo sport, si è disputata nelle acque di Rapallo la seconda prova del palio remiero del Tiguglio. Ancora una volta ad aggiudicarsi la gara dei gozzi da 22 palmi in legno è stata la formazione di San Michele di Pagana che ha battuto al fotofinish quella di Portofino. Nonostante la pioggia, tante le persone che hanno assistito alle gare. Prossimo appuntamento domenica 1 luglio a Zoagli. Vediamo. San Michele, Portofino e San Michele, ultima battuta ancora, Portofino e San Michele arrivano quasi insieme, crediamo San Michele su Portofino. Una vittoria al fotofinish sotto la pioggia per l'Armo di San Michele di Pagana nella seconda prova del Palio Remiero 2018. I vincitori della prima gara hanno fatto il bis battendo all'ultimo remo ancora una volta l'equipaggio di Portofino. Fra gli applausi del pubblico che nonostante il maltempo ha continuato a seguire le squadre che si sono date battaglia nelle acque antistanti il lungomare di Rapallo. Sul terzo gradino del podio è salito Sestri Levante seguito da Zoagli, Lavagna e Chiavari. Per la classifica dei gozzi in legno da 22 palmi San Michele consolida la prima posizione salendo a 16 punti, seguito al secondo posto da Portofino a 13 punti, Zoagli al terzo a 12 e a seguire Sestri Levante a 11, Lavagna a 8 e Chiavari a 6 punti. In acqua anche le imbarcazioni in vetroresina delle altre categorie in gara. La vittoria per le donne e per i senior maschile è andata alla Gianni Figari di Santa Margherita Ligure. Il Sestri Levante si è aggiudicato il primo posto per la categoria master maschile e per quella juniores. In quest'ultima anche per questa seconda gara era presente un equipaggio proveniente da fuori regione, in questo caso l'associazione canonistica
canottieri di Porto Ceresio dal lago di Lugano. Gareggiare sul mare sicuramente risulta un po' più difficile, perché comunque il mare ha delle condizioni sicuramente diverse, solitamente è più mosso rispetto al lago, anche se diciamo l'acqua del mare è un po' più leggera rispetto all'acqua del lago, quindi ci sono vantaggi e svantaggi dopo tutto. Noi abbiamo atleti a partire dai 9 anni fino ai seniores che hanno all'incirca dai 30 ai 40 anni, e poi abbiamo anche un gruppo amatoriale che svolge l'attività diciamo senza partecipazione alle regate. Abbiamo all'incirca una cinquantina di iscritti e alle regate solitamente di Iole d'Elba ci presentiamo anche con 18-20 equipaggi. Per quanto riguarda i gozzi è una specialità che noi pratichiamo poco sul lago, quindi ci alleniamo prevalentemente sulle Iole Elba, però diciamo ci improvvisiamo anche su questo tipo di imbarcazioni per cercare di portare anche la canottiera di Porto Ceresio all'infuori della normale attività che svolgiamo tutti i giorni. E vi ricordiamo che la seconda giornata di gare del Palio Remiero saranno trasmesse su Telepace giovedì sera alle 20:50, su Telepace 2 il canale è l'85. Con questa notizia si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di TV Gli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.